cortesia. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo la mia di posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Bene, si vuol dare generalità al signor Ricci? Ricci Walter, nato il 12/8 del 37. 12/8/37 a Firenze, abitante a San Casciano. A Firenze, residente San Casciano. San Casciano. Dove? Via 4 novembre 108. 100. Senta, consente la ripresa televisiva? Sì, non ho niente. Benissimo, allora lei può essere liberamente ripreso. Dunque, pubblico ministero, ci vuole indicare i verbali che lei ha prodotto con le date? Sì, esattamente i verbali, grazie. Sono quelli del 13 luglio 90 alla PG, del 6 novembre 91 al PM. Benissimo. Sì, grazie. Ecco. Allora, signor Ricci, vuole rispondere alle domande per cortesia del pubblico ministero? Prego. Signor Ricci, lei conosce o ha conosciuto Pacciani? Sì. Come mai, quando? In quale occasione? Lei che attività svolge? Io? Che Sì. attività? Non sono un'impresa edile, faccio un po' di tutto. Ecco, e come ha conosciuto, se l'ha conosciuto il Pacciani? L'ho conosciuto tramite che andavo a trovare gli asparagi nel suo... A trovare, mi scusi? Gli asparagi. Tutti si sa cosa sono, no? Sì, sì, sì. Le chiocciole, e soprattutto l'ho conosciuto da cantinetta del nonno a San Casciano, a fare una partitina a carte, a bere un bicchiere di vino o due. E c'era anche lui? C'era anche, e soprattutto l'ho conosciuto tramite i panni Vanni Postino? Postino, preciso. Cioè erano amici loro e lei Sì. conosceva il Vanni. Non ho capito, scusi, come mai lei come cercatore di asparagi e di chiocciole conosce Sì. Pacciani? Che andava... Senta, risponda adesso a me per cortesia. Ritorniamo un momento al fucile, faccia mente locale per cortesia. Le canne, lei quindi se ne intende poco? No, io... Certamente, quindi non è in grado di dirmi il calibro, niente. No, non importa. Era una doppietta a cavi Quello esterni che lei ritiene fosse a retrocarica, cioè di quelli che si aprono. Sì, aprono, sì. Senti. Credo. Ricorda se le canne, ancorché arrugginite in parte, come lei ha detto, fossero brunite. Sa cosa vuol dire brunite? Di colore? Brunito, sì, lo so. Di colore? Nero, scuro, Nero, insomma. scuro, sì. Erano di colore scuro? Sì, no, scuro. Quindi erano di colore scuro, brunite, in parte c'era delle tracce di ruggine o qualcosa del genere. Sì, ma non quella ruggine da poter mangiare. Una ruggine superficiale. Una ruggine superficiale. Tenuto male, evidentemente. Tenuto male il fucile, Però le canne erano brunite. Sì. Bene. Mi scusi Presidente, mi ero dimenticato una cosa e mi Prego. accennava il signor Pacciani. Senta, nell'occasione in cui voi eravate sull'AIA, Sì. c'erano anche le bambine del Pacciani che giocavano con le sue... Vennero dopo una mezz'oretta, perché si misero a giocare insistentemente Chieste anche da la mia voi. moglie e io fa venire giù le bambine, no? Farle giocare con la bambina, si divertano, no? Ma no, lasciale fare, poi insistentemente dopo lì amore le fece venire lì E si misero a giocare. e si misero Ecco, contente, si divertirono. Si ricorda se il signor Pacciani a sua richiesta o a richiesta della moglie portò una coperta perché vi distendeste? No, tutti? quella ce l'avevo io in macchina. Quindi vi siete distesi per terra? Sarà- Lei, la signora, Pacciani Io più che altro giocavo con i bambini. e la signora si E distese. la signora era lì, la mia moglie era lì a sedere composta nelle dovute maniere. Poi la bambina mi metti a sedere, mi risale. Una bambina sta attenta a tante cose, mi allarga le gambe, le sottane le si rizzano qua su. Vabbè. E l'occhiata Vabbè. ben fatta. E anche un pesce. Io una bambina un'occhiata mi vedo, Grazie.
una donna... Non... Altre domande? Possiamo licenziare il test? Sì, Presidente. Prego, può andare. Chiedo l'utilizzazione dei verbali. Bene. Legga per cortesia, glielo vogliamo dare Fausto quella formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signora, ci vuol dare le sue generalità per piacere? Mazzei Laura, nata a Firenze, 27/10/40. Presidente? San Casciano Val di Pesa, via 4 novembre 108. Risponda per cortesia alle domande del pubblico ministero. Non so se acconsente alla ripresa, Presidente. Consente la ripresa televisiva. Allora, No. per cortesia, non riprendete la signora, riprendete altrove. Bene. Forse l'operatore non ha capito. Non la riprende. A posto. Bene, benissimo. Signora Mazzei, Sì. lei è la moglie del signor Ricci? Sì, Senta signora, lei conosce il Pacciani? sì, Come mai lo conosce? Come l'ha conosciuto? lo conosco. Quando l'ha conosciuto? Ma quando senta proprio l'anno, Suppe, grosso modo. io lo conosco ancora da tanto, perché era amico di mio babbo e mio babbo è morto. No, scusi, Sì, Pacciani era amico del suo babbo? sì, anche Scusi, sono io che ci racconti, come non detto. sì, di mio babbo, però mio babbo è morto nel 76, sicché... Suo babbo era per caso originario del Mugello? No, mio babbo era di San Casciano. Era amico del suo babbo? Sì, amico così, per andare a bere un bicchiere insieme, così, ha capito? Quindi in che anni si frequentavano? Si frequentavano prima, 75, 74, ora io... Ecco, non- anni sì, quel periodo, una ventina d'anni fa. Sì, perché nel 76 è morto, come ripeto. Bevevano insieme. Negli anni 70. Negli anni 70. Sì. Senta una cosa, lei è anche parente del Vanni? Sì, sono, diciamo che parente Vanni un po'... Postino, eh? Sì, Vanni Mario, sì. Cugino della mia mamma, cugino carnale di mia mamma. Senta, anche il Vanni, come suo babbo, era amico Sì, del sì, Pacciani, sì. andavano... Sì, uscivano, andavano a bere un bicchiere alle cantinette, insomma, così come si fa da amici, insomma. E il Vanni le ha mai fatto confidenze sul suo rapporto col Pacciani? Ma confidenze di cosa, scusi? Non lo so di cosa le raccontava. Ma Le ha mai parlato di una pistola, signore? sì, in casa mia, per dire la verità, una volta mi disse che aveva un po' timore di questo Pietro. Pietro Pacciani? Sì, Pietro Pacciani, perché lui quando usciva insieme aveva in macchina, teneva una pistola. Io, se questo che dice mio cugino è vero o è falso, questo non lo so. Così le diceva il Vanni. Mario, sì, Mario. questo l'ha detto E- anche in casa mia. L'ha detto anche in casa sua, davanti anche a suo marito? No, questo l'ha detto a me. A lei? Personalmente. Senta a mio marito una- l'avrà detto in altri luoghi, in altri momenti. Senta una cosa, di questa paura che aveva era a causa della pistola o anche per altri No, motivi? perché è un uomo piuttosto, un uomo robusto, un uomo di forza, capito? Paura un po' in genere, insomma. Sì. E che Della le ha mai detto che era pericoloso per questo motivo? No, per la pistola no. Pericoloso perché dietro a quello che aveva fatto, capito? Dietro alle cose di tant'anni fa del suo ex Cosa aveva rivale, fatto? Cosa le raccontò? O cosa sapeva? de- Qual de- era? della persona che ammazzò per la fidanzata, no? Che trovò l'ex rivale insieme.
Ecco, quindi questo era il motivo, uno dei motivi. Sì, uno era questo, poi c'era un uomo dice mi fa un po' andarci fuori insieme, mi fa quasi un po' paura, dice. Di questa ex fidanzata cosa diceva? O il Vanni le raccontava, se erano mai andati a trovarla, se la cercava? Ma cercava, una volta mi sembra. Cosa le disse? Mi disse che erano andati a vedere dove lei, perché lavorava in un bar, mi sembra, però non mi ricordo dove, non mi ricordo. Erano andati insieme chi, scusi? Il Vanni e Pacciani. Erano andati a cercarla? Sì, così, a vedere dove era. Io se poi sono entrati dentro o no. Questo lei non lo sa? Non lo so, no. Questa fidanzata sa come si chiamava? No. Comunque era la ex fidanzata coinvolta nel fatto del 51, in quell'omicidio? Sì, certo. Senta, il Vanni Sì. le ha mai parlato di lettere a lui pervenute dal carcere da parte del Pacciani? Sì, una Ci volta. vuole spiegare in che termini? Qual era il contenuto? Che lettera era? Il contenuto era che il Pacciani, una volta che sarebbe uscito, si sarebbe ribellato a Vanni perché Vanni aveva parlato troppo di lui. Ma lo aveva minacciato di morte? Sì, minacciato, dice, quando esco di carcere ti sistemo io. Di morte, signora? Ecco, di morte. E lei queste cose gliele ha raccontate il Vanni? Sì, che aveva ricevuto questa lettera, sì. E nella lettera c'erano queste minacce di morte? Sì. E il Vanni a queste minacce come aveva reagito? Sarà un po' impaurito, capirà. Quando uno ti fa certi discorsi un po'. Senta una cosa, lei è mai uscita, ha mai avuto occasione con la sua famiglia di essere a cena o fuori? Sì, una volta a cena da Pacciani. Ci vuole spiegare cosa successe, perché le rimase impresso questo episodio, se le è rimasto impresso? Ma successe di gran cose, non ne posso dire, solamente. Quello che è successo, lei non deve né potere no, dire. Lei ci dice la verità e noi siamo soddisfatti. Certamente, io sono stata a cena, ci ospitò cordialmente, quello che mi rimase un po' impresso, lui non voleva che le sue bambine e sua moglie stesse a tavola insieme a noi. Intervenne. Vi invitò a cena, ma a cena con lui praticamente, in casa sua solo con lui. E la moglie e le bambine? Non le riteneva di stare insieme a noi, insomma, la sua presenza dice tanto lui non capisca nulla, lasciale fare di là. E invece mio marito intervenne e gli disse: Pietro, se tu fa così io non ci resto a cena, perché non la vedo giusta che la tua moglie e le tue figlie che stiano dall'altra parte mentre noi stiamo a cena nell'altra stanza. Non va bene, ecco. Lei disse qualcosa, anche lei fu d'accordo con suo marito? Sì, certo. E come andò a finire? Andò a finire che vennero lì anche le bambine e la moglie. E cenarono con voi? Sì, cenarono, ma cenare mi sembra di no, si misero a sedere lì insieme a noi. Ha visto, cenare vale fino a un certo punto, uno non ci può avere nemmeno fame. Comunque no. Comunque erano lì presenti insieme a noi. Cioè, e questo furono presenti dopo che lei e suo marito avete fatto presente questo fatto. Sì. Prima erano in un'altra stanza? No, erano lì però a cena insieme a noi. Lui non le voleva fare restare, le voleva far stare nell'altra stanza. Dice no, voi qui a farci il che? Dice state di là voi, noi si cena da noi. Ma non ci sembrava giusto. Presidente, mi scusi, io mi perdoni se non voglio infastidire, ma cosa c'entra questo? Avvocato. Sì, ma mi scusi, cosa c'entra col processo, con l'oggetto del processo? Articolo 187 del codice di procedura penale, non stiamo facendo il processo delle bambine. Avvocato. Non Sono c'entra circostanze che possono avere, nell'ottica del pubblico ministero, un qualche rilievo.
Ma abbiamo le sentenze. Noi non mettiamo vincoli a siamo nessuno. a vincoli, ma insomma qua si fa un altro processo. No, Presidente, mi scusi. Vuole dimostrare, evidentemente. Ma ci sono le sentenze. No, le sentenze cortesemente su opposizione dell'avvocato Bevacqua per ora non ci sono. No, le sentenze ci sono. No, c'è la sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 51, c'è una sentenza del Tribunale di Firenze del 1987 Comunque, 88. tronchiamola le qui. bambine, Presidente. Io ammetto queste domande, punto e basta. Grazie, Mi Presidente. consenta di riservarmi Benissimo, l'impugnazione. certamente, lei farà tutto quello, farà il controesame, avrà ampia libertà, perché tutto mi direte, ma insomma, tranne che io sia uno vessatorio in questa materia. Prego. Signora Ricci, Ricci, mi perdoni un attimo. Ricorda se Guarda il filo. in quell'occasione o prima o dopo il Pacciani tenne un comportamento che a lei e suo marito sembrò scorretto in qualche modo? Ma Rimase perplessa di qualcosa? Lei ha riferito in proposito, ce l'ha detto anche suo marito, qualcosa alla polizia? ha visto, casomai un po' dagli sguardi, un po' perché è un uomo, Ci spieghi, signore. è un uomo, almeno per quello che conosco io, è un uomo molto apportato alle donne, insomma, un uomo che gli piacciono. Comunque, perlomeno per quello che vedo io, sì, degli sguardi così anche verso la mia bambina che stava a sedere lì nel prato, però non posso dire altre cose perché gesti né con me né con mia figlia non ha fatti. Quanti anni aveva la sua bambina a quella? La mia bimba avrà avuto 13-14 anni, non di più. Non ho altre domande, grazie. Prego. Signori avvocati di parte civile. Grazie. Signora, dato che noi siamo Prego, entrati avvocato Bevacqua. in questo discorso, finiamolo. Ecco, chi è venuto da lei a cercare di sapere notizie sul Pacciani? Come, chi è venuto qui? Sì, si è presentata lei spontaneamente oppure... No, E chi è venuto? io non mi sono presentata. E chi è venuto da lei? Sono venuti l'ispettore e il maresciallo, sono venuti loro a cercare me. Ecco, e che cosa come sono arrivati a lei, scusi? Ma è per mezzo del Vanni, il Vanni è mio parente. Insomma, diciamo che ho parlato, ho detto quello che aveva detto il Vanni e sono entrata nel mezzo anch'io. Ecco, ma cosa le hanno domandato, scusi, sul Pacciani? C'è un verbale. Cosa mi hanno domandato? Quello che mi ha domandato ora il giudice, queste cose. Quello che mi ha domandato ora il giudice, queste cose qui, io non posso dire altro. Ma cosa le ha domandato? Noi non c'era mentre ho fatto le domande. Sì, c'era. E allora cosa le ho domandato? Senta, ma cosa le hanno domandato? Se lei aveva avuto dei rapporti con il signor Pacciani? Se lei lo conosceva? Sì, queste cose, queste che mi ha domandato ora il giudice. Ecco, lei quante volte è stato con il signor Pacciani? Io? Sì. Io l'ho trovato per strada, ci ho parlato quando uscì dal carcere per la violenza delle figlie e poi sono stata a cena una volta e l'ho rincontrato così, qualche volta in paese perché a San Casciano veniva, poi io non ho avuto tanta frequentazione col Pacciani. Quella sera a cena, anzi a mio marito gli dissi io non ci ritorno più perché uscimmo in una condizione, mio marito aveva un po' bevuto e ci si fermò per la strada, se no... Ecco, suo marito aveva un po' bevuto? Sì, avevo un po' aveva bevuto, sì. Anche suo marito, anche il Pacciani e suo marito avevano bevuto. Certamente, tutte e due. Quindi gli sguardi erano sguardi di ubriacone oppure no? No, questo è successo prima. È Questo successo prima. Quindi, Sì. quindi quando il Pacciani, secondo lei, guardava con un certo interesse la sua figliola, era prima che vi Prima, sì, mettesse sì. a tavola e prima che Sì, bevessero? sì, prima. Ecco, signora, ma guardava anche lei con un certo interesse? No, un certo, ho visto, guardare come si può guardare una donna, ecco. Una bella donna, va bene signora? Sì. E quindi Non mi prenda in giro, No, non mi prenda in giro, signora. Ora è giovane,
giovane, quindi Pacciani poteva certamente, dire, certamente. E lei ricorda, dato che era sicuramente una bella donna, se si sdraiò anche lei su una coperta? Io mi misi a sedere. Insomma, si mise a sedere sulla coperta, sì. E sì. in quel momento il signor Pacciani la guardava, non lo sa. Ha visto, ma succede a tutti, ha capito? Un uomo è la forza dell'abitudine di guardare una donna, se a sedere o bella o brutta che sia. È proprio... mi dice il signor Pacciani che lei fosse molto attraente. Va bene, signora? O no, era attraente lei allora? No, l'avrete voluto voi questo. No, noi questo no, ringraziando era a questo livello non ci siamo arrivati. Era certamente una signora carina. Va bene. Non ho altre domande, signor Presidente. Sarà meglio, Grazie. almeno di questo. Dunque, comunque a tavola entrambi avevano bevuto, sia il Pacciani che il suo marito. Un po', non erano mica ubriachi erano però un po' arzilli. Un po' arzilli. Benissimo. Altre domande nessuna? Nessuna, Presidente. Può andare, grazie signora, buongiorno. Buongiorno.